Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Torna a esplodere la violenza a Palermo, 2 feriti in una rissa a coltellate in via La Lumia. Uno studente universitario pestato e rapinato a Ballarò. A Messina 2 ragazze si intrufolano in un liceo e picchiano una coetanea, calci e pugni, a quanto pare per gelosia. La rabbia e l'angoscia della madre della 17enne vittima dell'aggressione. Nel Trapanese impennata dei reati da codice rosso, quelli legati alla violenza sulle donne. La procura, in affanno di fronte a tante denunce, lancia l'allarme. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per l'assessora regionale Amata, attesa carica di tensione nella politica siciliana per la sorte dei 18 imputati nell'indagine su appalti e sanità. Le opposizioni presentano una mozione di sfiducia al governo Schifani e preparano una manifestazione di piazza per domenica. L'arcivescovo di Catania Renna commissaria tutti i circoli e le associazioni di Sant'Agata. Non per sfiducia, dice, ma è un importante passo per rendere trasparente la festa della patrona. Monsignor Scionti nominato coordinatore. Tremestieri, ritorno in classe con tante assenze per la paura dopo le recenti scosse di terremoto. Si riaccende il dibattito sulla sicurezza alla Teresa di Calcutta, nota come la scuola della faglia, costruita in una zona fragile e ad alto rischio sismico. Disagi e disservizi in diversi comuni della Sicilia per la frenata nella raccolta della plastica, malumori tra chi fa la differenziata. Riciclare la plastica in Italia costa troppo, per cui per risparmiare le aziende preferiscono importarla dalla Cina. E ti saluto differenziata. Calcio, il Catania prepara la partita contro il Latina di domenica al Massimino con l'obiettivo di tornare alla vittoria. Il tecnico Mimmo Toscano deve far fronte anche alla squalifica di Quaini. Ben trovati. E purtroppo a Palermo riesplode la violenza, rissa con accoltellamenti in via La Lumia. A Ballarò uno studente universitario rapinato e colpito con pugni in faccia. Marco Cullà. Ancora violenza, ancora feriti a Palermo, questa volta è via La Lumia ad essere teatro di scontro. Prima gli insulti e gli spintoni, poi i calci e i pugni, improvvisamente salta fuori un coltello e di almeno 2 feriti il bilancio di una rissa avvenuta di notte. Ad avere la peggio sono stati un 42enne che ha riportato un brutto taglio a un braccio e un altro uomo che però barcollante e sanguinante si è allontanato prima che arrivasse la polizia. In questo video amatoriale un uomo viene soccorso, ancora sanguinante. Secondo quanto ricostruito sinora, la situazione sarebbe degenerata in una manciata di secondi. 2 uomini avrebbero avuto un'accesa discussione in cui poco dopo sarebbero stati coinvolti gli altri. Nella colluttazione un uomo avrebbe estratto l'arma ferendo al braccio destro il 42enne, poi soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia, dove al termine delle prime cure i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Via Isidoro La Lumia non rientra nel perimetro delle zone rosse istituite dal prefetto. Qualcuno ha deciso, o forse un gruppo di gente, di persone, che non vogliono occuparsi di questo problema perché fa comodo che le cose restino così, perché non si mette mano a cose molto più grandi di quelle che vediamo, perché la rissa piuttosto che la scaramuccia è un problema che deriva da problemi più gravi. Inutile che pensiamo che quello che succede è la parte finale, quella è soltanto il braccio armato. La violenza è esplosa anche a Ballarò. Uno studente universitario è stato infatti ferito e rapinato da un gruppo di giovani, immobilizzato e colpito con pugni in faccia. Gli sono stati portati via il cellulare e pochi spiccioli. A Messina adesso, dove in un liceo 2 studentesse di un altro istituto si sono intrufolate e hanno pestato una coetanea, calci e pugni in faccia e pure all'addome, a quanto pare per motivi di gelosia. Parla al nostro microfono la madre della 17enne vittima dell'aggressione, Francesco Triolo.
Un'aggressione pianificata in ogni minimo dettaglio, quella avvenuta ieri mattina al liceo Basile di Messina. Vittima una studentessa di 17 anni. La sua colpa, quella di frequentare un compagno di classe, sarebbe stata quindi la gelosia a scatenare la furia di una coetanea, sua ex compagna di classe, sino allo scorso anno, che adesso frequenta un altro liceo cittadino, ex fidanzatina dello stesso giovane. Insieme ad un'amica si sarebbe intrufolata all'interno della scuola grazie al cancello aperto per il pulmino dei disabili. Secondo quanto ricostruito sinora, sino a questa mattina, le ragazze avrebbero sfruttato questo ingresso alla palestra da questo padiglione, ma tutto è stato ripreso. Qui vedete le telecamere di videosorveglianza. Con un escamotage, la convocazione da parte di una professoressa, la giovane è stata attirata nei bagni della palestra e lì, calci e pugni in faccia e all'addome. Parla la madre Maria. Hanno iniziato in due, ad alzare mani, di che poi una si è fermata e l'altra ha iniziato a riprenderla. Ha fatto un video. Giustamente mia figlia a quel punto mi ha iniziato a gridare, da cui è stata sentita da altre ragazze che erano in palestra. La famiglia e la scuola hanno presentato denuncia. L'aggressione infatti era stata preceduta da minacce nei giorni scorsi. C'erano stati dei segnali che mia figlia domenica sera ha ricevuto dei messaggi a cui lei non ha dato mai risposta, e in quel mente diceva questa ragazza che le feriva male, che tu lo sai cosa sono capace io di farti, tutti insulti a mia figlia e tutto qua. Oggi è tornata in classe, comunque alla ricerca di una normalità, ma scossa, così come tutta la comunità scolastica. Ora nel Trapanese, dove c'è un'impennante, preoccupante impennata, scusate, di reati da codice rosso, cioè quelli legati alla violenza sulle donne. La Procura di Trapani è in affanno di fronte a tante denunce a causa della carenza di organico e comunque lancia l'allarme. Laura Spanò. Nel Trapanese è allarme reati da codice rosso, violenza sessuale, domestica, stalking o atti persecutori raggiungono l'8%, un trend allarmante che ricalca il dato nazionale, dice il procuratore Gabriele Paci, che si deve confrontare con i tanti vuoti di organico che hanno messo in affanno gli uffici. Fino ad oggi la procura ha faticato a farvi fronte perché l'ufficio ha lavorato con una scopertura del 66% di sostituti procuratori, una percentuale molto elevata, un ufficio che quindi spesso si è trovato in affanno con soli 5 magistrati e il procuratore a dirigerlo è un carico di lavoro sempre più gravoso. A preoccupare il profilo degli aggressori, con un significativo aumento dei casi nella fascia di età 18-35 anni e tra gli over 50. La maggior parte dei responsabili è italiano. Tra procura, questura e comando dei carabinieri a Trapani ormai da anni esiste un coordinamento e sezioni dedicate che si occupano esclusivamente di questi reati. Lì si può trovare un grande aiuto grazie a persone qualificate professionalmente che sanno ascoltare e sono in grado di assicurare alla giustizia l'eventuale molestatore. Spesso chi subisce molestie è minorenne o adulta, soffre in silenzio perché ha paura di non essere capita e si vergogna, si sente sola e non difesa. L'attenzione verso le vittime resta alta con il coinvolgimento della rete di protezione e il supporto degli operatori specializzati affinché nessuna storia di violenza resti inascoltata in questa provincia. A Palermo adesso con l'attualità politica pronta la mozione di sfiducia al governo Schifani. L'hanno presentata le opposizioni all'Assemblea regionale, opposizioni che preparano anche una manifestazione di piazza per domenica prossima. Manlio Viola. Dopo la richiesta di giudizio per corruzione nei confronti dell'assessore regionale Elvira Amata, potrebbe arrivare presto la decisione della Procura nell'ambito dell'altra inchiesta gemella, quella del presidente dell'ARS, Gaetano Calvagno. C'è un'attesa carica di tensione nella politica siciliana anche per la decisione del GIP sugli arresti chiesti dalla Procura nell'ambito della terza inchiesta, quella sugli appalti. Crisi su crisi dunque per il governo e la regione, e le opposizioni tentano di cavalcare l'onda e presentano l'annunciata mozione di sfiducia. Noi con la mozione di sfiducia, proprio perché Schifani scappa, lo vogliamo portare in aula per discutere di quello che è la problematica in Sicilia. Ma non ci sarà soltanto il tentativo d'aula, annunciata per domenica anche una manifestazione di piazza, un sit-in davanti al murales che ricorda Falcone e Borsellino, al quale prenderanno parte anche deputati e senatori eletti in Sicilia. È la mozione di sfiducia di tutti i siciliani onesti che si sono stancati di vedere il governo Schifani combinare tutte queste
brutte pagine di storia della nostra regione. Ma il vero ostacolo che rende la mozione quasi inutile è il numero di voti. Ne servono 36, le opposizioni ne contano solo 23. Noi stiamo cercando, e dico questa notizia, anche di prendere dei voti della maggioranza. Vi posso dire in anteprima che stiamo lavorando e probabilmente potremmo avere anche qualche firma di deputato della maggioranza che sta comprendendo di essere in un governo disastroso. Una seconda udienza e seconda assenza in aula del vescovo di Piazza Armerina Gisana e del suo vicario Murgano nel processo che li vede imputati con l'accusa di falsa testimonianza in relazione al processo dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato per violenza sessuale a danni minori a 4 anni e 6 mesi in primo grado e a 3 anni in appello. Il nuovo legale del vescovo aveva chiesto nella prima udienza di riconoscere come parte offesa il Ministero della Giustizia, escludendo così dalla lista delle parti civili Antonio Messina, l'archeologo ennese che con la sua denuncia ha fatto partire l'inchiesta sulla gestione degli abusi nella diocesi. Il giudice ha accolto la richiesta preliminare. Ora gli atti passeranno all'Avvocatura dello Stato. La prossima udienza fissata per il 28 gennaio. Catania, novità nella festa di Sant'Agata, commissariati i circoli e le associazioni agatine. Nessuna sfiducia, spiega l'arcivescovo in una lettera, è solo il desiderio di ricominciare. Ci saranno soci di devozione e soci effettivi. Lorena Dolci. È una novità importante. Circoli e associazioni agatine azzerate. Con una lettera datata 1 novembre, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha deciso il commissariamento del sistema sociale che ruota attorno alla festa della patrona di Catania. Nessuna sfiducia, spiega Renna, ma il desiderio di ricominciare nel segno della fede e della formazione cristiana. Coordinatore dei circoli e delle associazioni sarà il parroco della cattedrale Barbaro Scionti, che spiega la novità del prossimo tesseramento. Le associazioni da sempre sono state luogo e occasione per tanti di aderire soltanto per devozione, semplicemente e sinceramente per partecipare alle processioni, indossare quella coccarda, e questo è un segno semplice che non ha nulla di riprovevole, anzi una cosa bella, ci si sente legati in questo modo a Sant'Agata. E questi sono tutti soci. La differenza tra soci di devozione e soci effettivi è semplicemente questo: dare la possibilità che il governo di queste associazioni appartenga a quanti davvero l'associazione la vivano. Ci sarà anche un registro delle presenze. I soci effettivi sono tenuti a partecipare alle iniziative in modo continuativo. A loro sarà consentito un massimo di 3 assenze. Un nuovo inizio per marcare in maniera radicale la differenza tra chi il sacco lo indossa una volta l'anno e chi testimonia giorno dopo giorno la fede a Sant'Agata. Tre mestieri etneo, lezioni regolari alla Teresa di Calcutta, malgrado numerose assenze, e la scuola nota come l'Istituto della Faglia. Si riaccende così il dibattito sulla sicurezza. Il capo della Protezione Civile regionale Cocina dice: è una zona sismica e fragile, ma nessun pregiudizio sull'incolumità. Tonino De Mana. Lezioni regolari ma tante assenze nelle classi del circolo didattico Teresa di Calcutta, tristemente conosciuta come la scuola della Faglia. Le recenti scosse registrate a Tre Mestieri hanno riaperto il dibattito sulla decisione di realizzare il plesso scolastico in una zona ad alto rischio sismico. Le crepe sul parcheggio di via Guglielmino sono evidenti, così come i danni riportati nella piazzetta a ridosso di via Etnea. Partiamo dall'attualità, ovvero dalla scuola che alle 8 ha riaperto regolarmente i battenti. Non riteniamo che la scuola sia in pericolo. Mi sento di dire di ritornare a scuola e di far riprendere la vita normale ai bambini. Scuola sicura? Assolutamente no. Per l'ingegnere Gianfranco Caudullo, autore di un esposto in procura, fu lui il primo a tentare di bloccare la costruzione della scuola poi inaugurata nel 2010. Adesso questo terremoto di pochi giorni fa sottolinea in maniera ormai incontrovertibile che tutti i miei gridi di allarme erano motivati. Oggi mi si dice: questa scuola è costata 6 milioni di euro, come facciamo? E allora determiniamo il valore della vita di un bambino.
A rassicurare tutti ci pensa il direttore della Protezione Civile regionale Salvo Cocina. Non ci sono attualmente pregiudizi per la pubblica incolumità, resta da porre una forte attenzione dovuto al fatto che si tratta, come tutta la Sicilia, di un'area, Sicilia orientale, un'area fortemente sismica, e questa è la fattispecie, un'area più fragile dovuta appunto alla fratturazione del territorio. Dietro il cancello a fare lezione ci sono loro, gli alunni della Teresa di Calcutta, che lunedì poco dopo le 13 sono scappati in fretta e furia per una evacuazione che non era una prova. Tutto era vero, a testimoniarlo le fratture nel piazzale e la paura di genitori e nonni. Disagi e disservizi in numerosi comuni della Sicilia per la frenata nella raccolta differenziata della plastica. Le cause nel servizio di Emanuela Corsi. In Sicilia cresce l'allarme per la raccolta della plastica, uno dei simboli della transizione ecologica. Diversi comuni dell'isola hanno bloccato o limitato il ritiro, causando malcontento e lamentele da parte dei cittadini. La raccolta comunale è solo l'ultimo tassello della filiera. In realtà è il centro di selezione e stoccaggio Ecorec di Termini Imerese che ha smesso di ritirare il materiale proveniente dalle piattaforme dislocate nell'isola. Una situazione che sta mettendo in grave difficoltà gli impianti dove i comuni conferiscono gli imballaggi. Diversi sindaci quindi in questi giorni stanno chiedendo ai cittadini di non esporre il rifiuto davanti alla porta. A Santa Teresa di Riva, nel Messinese, l'assessore all'ecologia spiega sulla sua pagina Facebook la situazione alla cittadinanza. I consorzi di filiera hanno messo in atto questa sorta di, ma neanche sciopero, questa sorta di blocco in tutta Italia perché chiedono al governo nazionale di essere aiutati in quanto hanno ingenti perdite, perché hanno una forte concorrenza. La domanda quindi della plastica riciclata è calata. Il problema non è solo siciliano, ma nazionale, perché il riciclo della plastica nel nostro paese costa troppo, essenzialmente per 3 motivi. La plastica vergine importata dalla Cina è a prezzi stracciati rispetto a quella riciclata. Riciclare fuori dall'Europa costa meno e l'energia nel nostro paese è troppo cara, la più costosa in Europa. A lanciare l'allarme lo scorso 11 novembre è stata Assorimap, l'Associazione Nazionale dei Riciclatori, cioè l'anello che trasforma la plastica differenziata in nuova materia prima. Il presidente ha annunciato lo stop degli impianti di riciclo dove si produce con perdite insostenibili e gli utili sono crollati dell'87% dal 2021. Il prossimo 25 novembre i riciclatori saranno ricevuti al MASE, il Ministero dell'Ambiente, per affrontare il problema. Ad Agrigento pensionati e lavoratori in piazza contro il caro vita e i tagli alle pensioni. Lamentano l'annuncio del forte aumento da parte del governo della spesa per le armi. Davide Sardo. Pensionati e lavoratori in piazza ad Agrigento. Lo SPI CGIL protesta contro il caro vita e i tagli alle pensioni, mentre la spesa per il riarmo continuerà a crescere nei prossimi anni. Non solo chiediamo l'aumento, ma anche che siano adeguate le nostre pensioni. Dopo 44 anni di contributi non arrivo neanche a 900 euro di pensione. Con 1,80 euro al mese per un caffè è una presa in giro dalla Meloni che ce l'hanno dato a noi. Non è che capiscono che a fine mese non si può arrivare. Il sit-in si è svolto davanti alla prefettura per chiedere equità e sostegno ai redditi più bassi. Tra le priorità, pieno adeguamento delle pensioni, aumento della 14ª e pensioni di garanzia per i più fragili. Siamo veramente arrabbiati col governo Meloni. Non c'è un bilancio, una finanziaria che tuteli queste persone, che tuteli gli anziani, che tuteli complessivamente questo mondo che è la stragrande maggioranza del mondo italiano più o meno. Stiamo vivendo un'economia di guerra e questa economia di guerra, questo è il messaggio che vogliamo mandare, non è possibile che come sempre la paghino i più deboli, i più fragili, significa intanto i pensionati, le persone con disabilità e anche chi lavora ormai non arriva a fine mese. La mobilitazione dello SPI CGIL Agrigento continua a chiedere attenzione per chi fatica a vivere con pensioni basse, sperando che le istituzioni ascoltino le loro richieste. Passi in avanti per i 200 ex operatori del call center Almaviva, che dovranno essere impiegati nel numero europeo per l'assistenza sanitaria. E anche se non ci sono ancora i cavi del telefono, si lavora nei locali del Civico di Palermo. Vediamo con Giusy Lazzara.
Passi avanti, ma ancora si lavora per attivare il centro di prenotazione per l'116 e l'117, il numero europeo unico per l'assistenza sanitaria, numero che segna una svolta nella vertenza dei 200 dei 387 ex dipendenti Almaviva licenziati a luglio. Il sopralluogo dell'assessore alle attività produttive Tamaio in una delle centrali operative previste nell'ospedale civico di Palermo per verificare il cronoprogramma e la chiusura dei cantieri, prevista il 30 di novembre. Secondo la Regione il servizio verrà attivato entro la fine di quest'anno. Certo è che in una di queste sedi, proprio nei locali del civico, mancano ancora i cavi del telefono necessari per un call center. Altra questione riguarda il gestore telefonico, non ancora scelto, per stipulare la convenzione. E sale anche la preoccupazione del sindacato per il rischio che i tempi si allunghino. Mancano 9 milioni di euro, dice Fabio Maggio della CGIL, per attivare i 4 anni di progetto, fondi che devono essere inseriti in finanziaria. Anche a Catania stessa situazione per i lavori di realizzazione del nuovo call center. E per rendere operativo il progetto dovrà essere anche stabilito a chi verrà affidato il corso di formazione per gli ex Almaviva che non hanno competenze per gestire richieste mediche non urgenti. Attenti al social, simboli di catene, leoni, muscoli, linguaggio volgare senza censure, un mix di dolore, frasi violente, musica neomelodica, carcere e ricchezza, che fa della criminalità un genere di intrattenimento per lo spettatore. Ecco cosa è diventato TikTok, il social dove la mafia fa proseliti e l'atteggiamento criminale viene normalizzato. Eva Spampinato. A Catania non siamo tutte così, giuro. Tutti pare che dicono la stessa cosa. Appena senti parare ci ne esce un fango la ucca. Perché ci sono femmine che appena rapo una ucca ci ne esce no un fango e che stai tutta parafogna. Per dirla alla Benigni, buongiorno principessa. Eppure, quello che avete appena sentito è uno dei tanti video che compare appena si entra su TikTok. La piattaforma spinge i video che hanno più visualizzazioni, più commenti e il gusto del trash porta gli utenti a rimanere incollati su questo tipo di contenuti. Questo è il linguaggio medio che si può sentire su TikTok, il social che era nato come un contenitore di creatività, ma che nel tempo si è trasformato in un contenitore di volgarità, dove non ci sono limiti alla violenza, anche verbale, che diventa spettacolo, intrattenimento, fino a sconfinare all'esaltazione dell'estetica pop del crimine. E così mostrare orgogliosamente il marito che entra in carcere da leone con i suoi piedi è ormai la normalità. Lo dimostra il flusso incessante di video che arrivano da dentro il carcere e da fuori il carcere. Ecco che l'atteggiamento criminale viene normalizzato, diventa moda e la mafia fa proseliti. Sempre scorrendo TikTok ci sono mogli di detenuti che dispensano consigli, donne a cui viene tolto il braccialetto elettronico, giovani eredi che ostentano marchi di lusso, messaggi di solidarietà in attesa della libertà, anzi della presta libertà, la si augura così. Un mix di dolore, frasi violente, musica neomelodica, spettacolo, carcere e ricchezza che fa della criminalità un genere di intrattenimento per lo spettatore. A questo immaginario si affianca la simbologia moderna, le emoticons. Le emoji più utilizzate sono la catena, simbolo di detenzione oppure vincolo inseparabile, il leone, autoproclamazione di forza, la clessidra, il tempo che manca alla fine della detenzione, e la statua della libertà. Aspettiamo iniziative e provvedimenti della magistratura e pure della politica su questo social. Tra poco il calcio, dopo la pausa con l'avvicinamento del Catania e la sfida con il Latina. State con noi. Calcio, il Catania prepara la partita contro il Latina di domenica al Massimino con l'obiettivo di tornare alla vittoria. Il tecnico Mimmo Toscano deve far fronte anche alla squalifica di Quaini. Francesco Triolo. Ad inizio campionato è stato l'attacco, il reparto sotto osservazione. Adesso invece l'attenzione di Mimmo Toscano è rivolta soprattutto su centrocampo e difesa. Sono questi al momento i reparti per i quali il tecnico dovrà fare più fatica per operare la scelta giusta.
considerato le assenze anche in vista della partita di domenica al Massimino contro il Latina. Non certo che le alternative non manchino, anzi è per questo motivo anche stamattina durante l'allenamento il tecnico rossazzurro ha provato diverse soluzioni. La squalifica di Quaini fa il paio con le diffide di Di Tacchio e di Gennaro che impongono una valutazione nella gestione delle risorse, anche perché con Gherardi che ancora deve scontare 2 giornate di squalifica è necessario non farsi trovare in emergenza. A proposito di Gherardi, il club ha tempo sino a venerdì per valutare la possibilità di fare ricorso per uno sconto della squalifica di 4 giornate. Si stanno valutando tutti gli aspetti, ma al momento bisogna considerare che Gherardi contro il Latina intanto non ci sarà. C'è Raimo in fase di convalescenza, ma parlare oggi di un suo possibile recupero in vista della partita di domenica è quantomeno prematuro. Si lavora quindi giorno per giorno, puntando anche sulla motivazione di volersi riprendere il primo posto e farlo nel più breve tempo possibile, ritornando alla vittoria, magari già dalla gara contro il Latina. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.